ma ti gaffi Nio con sto telefonino, cioè, guarda che sempre dico in salsa, cioè, non siamo mica a pranzo da Cracco. Ecco, bravo, perché non ti capisci, ma cioè, anche un piatto di Vigo in salsa, adesso facile, che è la tradizione. Sì, che... puoi inquadrarla come ti vuoi, ma sempre dico in salsa. ma secondo te mi fai le foto del piatto per il piatto? Ah no? Ma ne... No, ti fa per vincere il concorso del carboidrato più inquadrato. No, lo faccio per far vedere ai nostri followers il nostro stile di vita. Qui dico in salsa. Certamente che siamo persone realizzate. Qui dico in salsa. Certo, che possiamo permetterci il ristorante. Che può permettersi. L'influencer, in quanto influencer, deve sempre ospite. Ah sì? Non paga mai. Certo, che basta fare 2 foto nel locale, vero? Mette 2 tag, 2 hashtag, no? Un reel e maglia gratis. Chissà quanti ristoranti e alberghi dovrei ospitarne gratuitamente. Ma davvero, Ah, E sì. ti dirò di più. Che dovrei pagarne? Ovvio, e perché noi offriamo che cosa? Ah, sì. Offriamo visibilità. Certo. Ecco. Ma cosa sei? Ma sei conto? Ma ti avevi detto? No, fammi vedere. No, non capivo, essere un malinteso. Adesso vado un attimo a risolvere la mia questione. Mi scusi! Allora, eccola qua. Ti ha sistemato? Ma ti ha detto che vi facciamo avere tanti like, nuovi followers, vi facciamo avere visibilità. A proposito, quando avete sentito un po' visibilità, sai capito? Che se venite qua la prossima volta diciamo i carabinieri. Davvero? Sì. Ascolta, ma potremmo finire domani? Proviamo, Carlo. Ma so che oggi toccava a me, ma mi pago la prossima volta. Questo mese bollite del gas, la luce, la guerra. Sì, l'apocalisse, le 10 piaghe d'Egitto. Dai, vabbè, mi pago mica stavolta, dai. Qua. Sì, grazie, grande influencer qua. A proposito, sai che ho sentito che poi fate i dolci veramente fotovoltaici? No, genici. Anche agli dolci? No, ma bonito così. Un limoncello? No, mica limoncello. No, perché i